La fotografia di che cosa? Di che cosa? Allora facciamo vedere la fotografia. Io lo do dopo questo. No. Ma avete adesso ve la leggo. Lo devo scrivere. L'avrei dovuto scrivere. Allora, ma il commento lo devi fare per te? lo deve fare per te. Io credo. Lo devo fare io. L'autore. Allora, l'autore. lo mostra e lo illustra. Perfetto, scusa, per fare Cadente, chiuso per restauro e per carenza di personale a causa del pensionamento anticipato del preside Alberti. A fianco Alberti, tutto a pezzi, tetto più alto, più basso, muri che si... Istituto tecnico Don Battista Alberti di Roma, per geometri. Poi edificio manutenzionato dallo stesso corpo docente, principalmente architetti, ingegneri, geometri, professori di italiano, storia, chimica, eccetera, eccetera. Così decorata e vacante. Poi un'altra freccia. La porta è aperta. Cercasi preside, paziente, calmo, tollerante, presente, eccetera, eccetera. Presente. Deve avere questi requisiti. Poi dall'Alberti parte una strada con un bivio, il preside che cammina e che si perde i registri delle classi della tasca. Dice finalmente sono a riposo, a un certo punto. Al bivio ci sono due frecce, Dolomiti e ingresso del servizio del Don Battista Alberti. Altro fumetto, c'è il bivio, dove vado? Ci ritorno. Poi sopra c'è Galloni come numero tutelare, vice ministro della pubblica istruzione, con l'aiuto divino si può ottenere tutto. Da Galloni c'è poi un altro fumetto indirizzato al preside, c'è la freccia. Torna indietro, non mi lasciare, in fin dei conti era l'unico istituto che funzionava. L'amministrazione provinciale promette delle nuove porte anti-sfondamento. Hanno capito che io sto da fuori. Parliamo dei dati. Dunque, riconosco la grafia. Non ho detto. Allora, aveva detto lui che era il conducente che era arrivato al capolinea, vi ricordate? E io ho scritto, e al capolinea c'è il sole, abbiamo scritto. Allora vi troverete abbronzatissimi. È un televisore Telefunken Millennium che giustamente non avete portato qui perché l'hanno portato su un 2 a casa mia. Sì. E tante nostre firme che sono qua su 3 fogli e che conserverò e che dureranno di più del televisore e del videoregistratore, perché queste rimarranno finché rimarrò io. Le signore Mirante e Morsellino dicono
non perdiamoci di vista, caro Preside. No, certamente non mi perderà di vista nessuno di quelli che vogliono continuare a vedermi. È peccato, bisogna pure aprirla però. Molta casa. Molta casa. Ancora una busta, proprio super sigillata, deve essere una cosa. Porta biglietti. Porta biglietti da tavolo. Io ringrazio. Se fosse un ambiente nel quale 1, 2, 3 anni della mia carriera scolastica fossero passati, vi direi 2 parole di circostanza e soprattutto dovrei lamentare una inadeguata manifestazione anche di valori. Capisco che siate giubilanti, ma in sostanza è stato troppo. Sono rimasto un po' male da questo punto di vista, perché non ricordavo di aver sentito manifestazioni di questo genere. Devo supporre che dipenda da una certa sovrastima da parte vostra. E no, lo scherzo era soltanto una battuta iniziale. In effetti dovete comprendere che per me è molto più che per voi oggi. Per voi è una delle tante tappe, finisce un piccolo ciclo di presidenza, no, anzi no, sono stato uno, ce ne saranno altri, sono stati altri prima. Per me finisce tutta l'attività lavorativa e mi è particolarmente caro che finisca con voi e qui. E qui soprattutto perché, anche se ho detto molte volte così a questi tutti, in nessuno sono stato così a lungo e in nessuno ho tentato di imparare a fare il preside come me. E forse dopo i primi tempi ci sarei anche riuscito. Dico ci sarei perché molto di più di quello che nelle affettuose parole descrivo in queste circostanze conosco i miei sono stato in positivo e in negativo un preside abbastanza diverso dalla mia. Nella fase di battaglia ho certamente dato molto di più di quello che avevo dato tanti altri uomini della scuola. Nella fase della risacca ho dato evolutamente meno, molto di più. Sono salito a bordo, diciamo così, passato di fare le nautiche, ho cominciato con il professore degli studi nautici e chiuderò la mia attività effettivamente nel prossimo mese come presidente di commissione dell'Istituto Nautico. Sì, vabbè, ma è qui che in un certo senso è giusto che lo parli in quel modo. Sono salito come a bordo di un incrociatore in un momento difficile e quelli che c'erano allora, la minoranza tra voi, del corpo insegnante che era qui nel 1971, oggi c'è una minoranza, ma quella minoranza ricorderà che mi sono presentato come un innamorato della scuola e basta, con tutto quello che questo poteva significare. Oggi che me ne vado, qualcuno m'annimerà, il preside moschese ripeterebbe di essere un innamorato della scuola. Sì, non di questa si intende Istituto Alberti, non di questa com'è la scuola in questo momento nel nostro paese. E questo spiega tutto. Finché è stato possibile, pagando anche piuttosto pesantemente, come sapete,
come sanno quelli che ci sono stati allora, si è fatto il possibile da parte mia per tenere la quantità necessaria per una scuola rispettabile. Quando, e non alludo naturalmente alla svolta politica costituita dalle decisioni della compartecipazione, dei delegati ed altro, non è quello. Quella è opera di politici e va inquadrata naturalmente in una visione d'insieme che solo il politico può giustificare. No. Quando l'ammiraglio o l'ammiragliato, se vogliamo essere un po' alla britannica e un po' per prudenza, quando l'ammiragliato ha tolto il bottone del fare il fuoco ai comandanti, l'innamorato della scuola è rimasto semplicemente innamorato. Sappiamo tutti che le pagine che sono state più pesanti per noi sono dipese dal fatto che la stessa energia che era stata spesa nei primi 2 anni non ha potuto essere usata, perché non erano i capi d'istituto, erano i provvedtori di studi. E naturalmente anche questo lo giustifichiamo su un piano politico, perché erano troppe le differenze da scuola a scuola. Poteva darsi che in qualche istituto si seguisse un certo tipo di risposta, in altro un altro, però praticamente, come in tutti i casi di allineamento, di omologazione, l'allineamento è avvenuto molto più in basso di quello che sarebbe stato il livello di chi sapeva battersi, aveva saputo battersi e si sarebbe ancora battuto. Non avremmo avuto qualche settimana di occupazione, avremmo avuto 7 minuti di occupazione. Cose vecchie. Dopo di allora, come debito di ogni pubblico funzionario, il proprio dovere è stato fatto, anche da me. Sono lieto di finire di fatto, perché sono molti anni che lo faccio come l'ex innamorato della scuola, o per dir meglio l'innamorato della ex scuola. Questo sarà capito perfettamente da chi è stato insieme con me fin dall'inizio, sarà sentito con un po' forse di stupore per quelli che sono venuti dopo. Comunque ricordatevi tutti che il più bel complimento l'ho avuto dalla professoressa Zampetti, non molto tempo fa. Sì. Anzi, se lo avesse immaginato non l'avrebbe detto. Una frase un po' acceso, evidentemente sarebbe sciocchissimo tornare, diciamo, insieme agli amici che non sapevo più. Mi ha lanciato una splendida cosa. Lei crede che l'Alberti che l'abbia lasciato in eredità? Grazie. Ho ritenuto che l'Alberti fosse il mandato sacro, come ritengo che qualunque preside dovrebbe ritenere che quella scuola, quella istituzione, quelle persone, non solo i docenti, anche se ora siamo tutti docenti qui dentro, sono affidate in un settore di nevralgica importanza. E questo è quanto di doloroso si è trascinato per almeno un decennio, per me qui dentro come scuola. Il locale migliore della scuola era sempre questo, quando mi avvicinavo almeno a chi come me aveva scelto questo tipo di carriera, anche se, consentitemelo, pagava e aveva pagato molto meno. Bisogna che mi fermi perché nei momenti in cui verrebbe all'animo, alla mente, troppo passato, si è soverchiato. Chi ricorda, adesso sono alcune parole. Il segretario generale del Sindacato Nazionale Paesi del professore Di Ruolo, di un quarto di secolo fa, congedarsi dalla sua base andando volontariamente via dalla segreteria generale, e Poderà che ho parlato una mattinata intera, ma non spaventate, ma ero tenuto a farlo, innanzitutto perché avevo avuto una funzione elettiva e dovevo rendere conto al mio elettorato, e poi perché dovevo dire molte cose gravi sull'avvenire, quasi tutte, non dico tutte perché sarei superfluo, quasi tutte esattamente realizzate, comunque, cose che non interessano Alberti e non interessano neanche il preside dello Spese, perché sono di una fase precedente.
Voglio finire con una fase ancora precedente, non quella del segretario generale, né quella del professore, quella dell'alunno. No, scherzo, sì. Si dà il caso che mi sia sempre arrivata addosso imprevista la fine di un mio ciclo di attività. L'ultimo giorno di scuola dell'alunno Mosquese non lo sapeva. L'ultimo giorno di lezione del professor Mosquese non lo sapeva. Almeno da preside, e questo non è l'ultimo giorno perché formalmente è chiaro, abbiamo ancora da lavorare alcuni giorni insieme e da firmare cartacee ancora un paio di mesi, ma il vero congedo, e lo sapete, è questo. E non è il congedo del presidente con il collegio, l'abbiamo fatto l'altro giorno, è l'amico uomo di scuola che è stato anche uomo di scuola. E dunque perché mi arrivò addosso imprevista la chiusura della mia attività di studente? Perché era un anno che poi è rimasto nero nella nostra storia, era il 1940 e mentre finiva l'anno successe qualcosa di molto grosso che certo vi perderete, non le sapete. Allora nelle classi tutti coloro che si trovavano con qualche anno in più chiesero, io facevo la penultima classe liceale, seconda liceo classe, chiesero di fare esami anticipati. Io non ci pensavo nemmeno, non avevo neanche motivo, ero come in sanità scolastica in regola. Un paio di professori mi dissero, invece chi aspetti? Ma perché devo aspettare? Mica sono sotto chiamata, faccio la testa l'anno prossimo. Ma fai la domanda. Ma che ti fa domanda? Perché non devo fare l'anno prossimo? Mi dissero un paio di volte ancora che ero un imbecille con termini più pesanti e comunque io presentai la domanda. Naturalmente a settembre mi presentai di malavoglia alla maturità di allora e me l'ha detto. Secondo me me la tirarono addosso in alcune materie, è chiaro. Così, quando mi sono alzato per l'ultima volta dai banchi come studente, non immaginavo che sarebbe stata l'ultima, perché tutto è successo dopo. Da professore, il professore è stato peggio ancora. Finiva l'anno scolastico 61. Degli amici al sindacato mi avevano detto se sarei stato disponibile eventualmente per rimpiazzo di non so chi adesso in questo momento aveva avuto un mandato sindacale e non era più disponibile, l'avete deceduto. Io dissi un sì da amici e basta. Anzi, ci pensavo tanto poco a attività sindacali esterne che feci il concorso a preside. E proprio ricordo. Quando faccio di ripresentarmi a scuola a settembre, il preside mi dice, ah, ci hai lasciato. Perché? Ecco, non lo sai nemmeno che erano quando sono arrivato. Quindi ho fatto la mia ultima lezione a giugno del 1961 senza lontanamente immaginare che non sarei più salito in capo. Questa finalmente è la volta in cui la morte è annunciata. Dico la morte, ma non voglio essere più. E allora credo con questo di avervi dato sconnessa, forse un po' commossa, mi scuserete, ma non sono chiacchierate che si preparano. Voi avete preparato cose spiritose, care in tutti i sensi. Io ne sono stato in parte sorpreso e sono, confesso, un poco commosso. Mi viene in mente, e chiudo con questo, il professore che sta riprendendo me. Chiudo ricordando, una volta tanto, non un'uscita, un ingresso. Immaginatevi a 6 anni. Lei cercava fotografie mie, quella di 6 anni gliela potrei portare, ma sono non del tutto riconoscibile. E mia madre mi accompagna a scuola per la prima volta. Mia madre era stata maestra, padre di un maestro, e c'erano già i ragazzi dentro, quindi mentre il maestro fa 2 parole con mia madre, dice siediti, e no, non era quel posto, era come quello, ricordo benissimo, dalla porta alla prima fila di banchi, in posto libero, io con la mia cartella di singoli, tra curiosità e timore, mia madre saluta, se ne va. Sarà passato un minuto, neanche un minuto, arriva un altro ragazzino, dice, guardate un minuto, perché quello è il posto mio.
Io prendo la cartella, schizzo fuori, raggiungo mia madre, che era in fondo al corridoio, e dico, mamma no, a scuola niente quest'anno perché non c'era poco. Quasi sollevato. Naturalmente mia madre mi ha riaccompagnato. Adesso il posto non c'è. Adesso il posto non c'è. La mamma trentenne mi adora e novantenne. E forse è la cosa migliore che tu Allora vado in avanscoperta un momento. Chi? Vediamo il servizio. Se no ti viene deformato. Devi dire qualche cosa, è aperto. Preside, ma è sicuro che mo va in pensione? Dopo tutto quello che ha detto, verrà una legge, qualche decreto del ministro che costringerà a non sapere qual è l'ultimo giorno. Io penso che ci sarà così, una cosa del genere. Sì, sì. Ma non ti devi avvicinare così. Perché? È così? No, basta! Noi ci vediamo ancora adesso alle
compimento di altri. Cominci offrendo al preside. Il primo lo prendo io, preside. Deve dare il via. E nessuno si avvicina se lei non prende il primo. Ecco, è preso il primo. Ha dato il via, ha tagliato la torta presto. Ma sul campare soda? Io grazie signora. Ma dobbiamo mangiare per stare vicini. Come fai se no? Andiamo a questa Lo faccio. Visto come li sposta? Io stavo contro luce, sempre contro luce. Lei mi dava si concede lui. Per i nipotini. Poi vedremo, si è perfezionato. Le crostate della professionessa Mirante sono proprio eccezionali, bisogna dirlo ad onore del vero durante le riprese, sennò poi passerebbe in secondo ordine. Quando si rivedrà queste cose.
Ci vediamo martedì allora. Ciao. Ma gliela La crostata della professoressa Mirante l'ha presa? La Mirante! L'ha fatta lei? Ha già messo. Sì, lo so. Bis. Sì. Devo fissare No, deve fissare. Oh, beh, che palle. Bis. chi devo fissare, qui o là? No, la telecamera deve fissare. Poi il dolce dato dalla Zampetti al preside. Giurando che non ci ho Dove messo sta? dentro nemmeno una. Ecco dove sta il gioco. Io che non me ne ero accorto. Dici? Mi raccomando, non la spruzzate. Questa è un'azione che come preside non ha fatto spesso. Come preside mai? Jamais. Adesso le auguriamo di farlo spessissimo. Mirante. Lì dicevo. Oh, chi è che è arrivato prima? Io sto aspettando che il preside sta. Chi sarà? Ah, chi sarà? Chi sarà? Chi sarà? Ah, il piacere? A noi. Vogliamo anche a destra, anche di qua, Anche di qua, un bel tanto Auguri come pensionata. Che significa che noi non saremmo didattici? Appunto. Come gli quando con lei o senza lei? È in parte vero, ma non tutto. No, vabbè, non di tutto, scusa. Che fai? Esame con le relazioni con un ingegnere che non conosco. No, ma mi pare che sono ignoranti non puoi dire che sono capaci di stare. No, sì. Sono 4 primi, questo non lo posso Saluto. Ciao. Passa sopra. Sopra la parola. Che passa sopra? La quarta. No, questa è la terza. Ah, della terza. La quarta, la pianta e... Che bella, eh? No, ciao Fernanda, un bacione. Sì, è andata via. Sì, qualcosa.
Invece sono iscritti. Quello che dico io dei miei, non dico oggi per fare questa nostra, si alzava, scavalcava la camicia da notte e se ne andava. Adesso vedessi la casa sua come bella, come tutta linda e pulita. Ho lasciato correre, la scuola ha rappresentato l'80% le aziende agricole saranno sempre l'ultima foto proprio di gruppo qua, eh. Il gruppo è diventato piccolo ormai. Il suo incontro con i luterani è stato una sostanziale sconfitta.